A Cison scoppia la guerra delle bandiere. Troppe, secondo le minoranze, quelle che un cittadino ha esposto all'esterno della sua abitazione. Bandiere della Serenissima issate assieme a cartelli contro lo Stato italiano. Indecoroso a detta dei consiglieri comunali che hanno presentato un'interrogazione al sindaco. Non c'è nessuna violazione, fa sapere il primo cittadino Cristina Pin, che ha sottoposto il caso all'attenzione di Veneto Strade, provincia e sovrintendenza ai beni paesaggistici. Non sto combattendo l'ideologia, dice la Pin, presa di mira sui social e non solo. Mi spiace che anche su Facebook piuttosto che via mail mi stanno arrivando un sacco di improperi che sono del tutto gratuite, perché ripeto, avessi voluto fare la guerra piuttosto che farle togliere, l'avrei fatto 2 anni fa. È solo una questione di decoro, perché secondo me lo stesso obiettivo se raggiungiamo mettendo fuori una bandiera piuttosto che 2 e salvaguardando anche quello che è il territorio. Ora il caso Cison è all'attenzione della prefettura, mentre nel piccolo centro pedemontano oggi è andato anche Michele Favero del Consiglio Nazionale di Indipendenza Veneta. Secondo me può essere definito come un oltraggio verso il popolo veneto questo, perché è una cosa veramente vergognosa definire indecorose delle bandiere della Repubblica Serenissima, semplicemente perché un cittadino, e mi lasci dire un fradeo veneto, mette delle bandiere nel suo terreno. Cioè, ma a che punto siamo arrivati? Un sindaco si permette di chiamare il prefetto? E domenica gli indipendentisti andranno in delegazione a Cison. Domenica io credo che andremo a trovare il nostro fradeo veneto per manifestare tutto il nostro appoggio e perché giustamente noi andiamo orgogliosi della nostra bandiera, fieri, ed è l'unica bandiera degna di essere messa e piantata su questa terra.